È partita nelle scorse settimane la campagna di scavi nell'area dell'antico teatro ellenistico della Valle dei Templi di Agrigento, individuato nel 2016 nell'area di Poggio di San Nicola. L'iniziativa proseguirà fino al 12 giugno, rinnova una proficua collaborazione scientifica che dura ormai da diversi anni tra il Parco archeologico della Valle, l'Università di Catania e il Politecnico di Bari. Le attività sul campo vedono impiegati circa 30 studenti provenienti da diverse università italiane, coordinate sul posto dall'archeologa del parco Maria Serena Rizzo e dal professor Luigi Caliò, ordinario di archeologia all'Ateneo di Catania, che ha già guidato le ricerche determinanti per la scoperta del monumento. In questa fase, in attesa di futuri finanziamenti dedicati e decreti che permettono di aggredire la parte centrale dell'edificio con i mezzi necessari, le indagini si stanno concentrando principalmente su due settori strategici, la parte più a valle e quella più a monte, attraverso l'apertura di tre saggi di scavo. Nella parte bassa le ricerche mirano a mettere in luce le fasi più tarde della via cittadina, documentando una straordinaria continuità di frequentazione con testimonianze dell'età romana, cristiana e tardo-antica. Nella parte alta l'attenzione si rivolge invece alla Summa Cavea, dove si stanno esplorando le trincee di fondazione dei cameroni del teatro e i nuovi tagli di fondazione per studiare le varie fasi edilizie dell'epoca imperiale. L'attenzione verso l'area del teatro ellenistico da parte del parco non è mai venuta meno, ha dichiarato il direttore Roberto Sciarratta. Prova ne sia questa nuova campagna, ma ancora di più il progetto da ben 2 milioni di euro che da 3 anni è ancora in attesa di finanziamento. Si tratta di un impegno che il parco non può sostenere autonomamente e auspichiamo che presto vi possa essere l'adeguata copertura finanziaria. Nelle 2 settimane di scavo sono stati intensificati i lavori dell'area di culto cristiana nella parte alta del teatro, che hanno rivelato alcune architetture accessorie della chiesa e le ultime fasi di vita del quartiere tardo antico, mentre nella parte bassa stanno venendo alla luce una serie di strutture che forse in connessione con la scena del teatro. Gli scavi nell'area della fontana arcaica invece interessano le fasi più antiche della città, quelle della prima pianificazione urbana, con una serie di testimonianze significative. Nel complesso lo scavo sta dando una serie di informazioni utili sull'intera fase di vita della città antica, aprendo nuovi promettenti settori di indagine. Anche quest'anno, come avviene già da diversi anni, in collaborazione con l'Università di Catania e col Politecnico di Bari, sono ripresi i lavori nell'area del teatro antico, in attesa, ci auguriamo, di un finanziamento che consenta di aggredire la parte centrale dell'edificio con i mezzi necessari. In questa fase, come già da alcuni anni, ci si concentra sulle aree più, diciamo, soprattutto su 2 aree, quella più a valle e quella più a monte. Cosa si spera di trovare? Già sappiamo quali sono i termini e i problemi che dobbiamo cercare di risolvere e che riguardano proprio questa vita lunga dell'area, comprese le fasi precedenti la costruzione del teatro e quelle successive all'abbandono. Beh, diciamo che i lavori quest'anno sono soprattutto nella parte bassa del teatro, oltre che nella Summa Cavea, e cercano di mettere in luce le fasi più tarde della vita della città in questa area, perché oltre al teatro stiamo scoprendo una serie di testimonianze di età romana, cristiana, tardo-antica, e diciamo che il teatro è un elemento centrale di un palinsesto molto più ampio che va dal VI secolo a.C., con le prime testimonianze che troviamo nella parte bassa della cavea, fino alle testimonianze di abbandono alla fine dell'VIII, inizio IX, nella parte alta. Quindi le ricerche in questa fase
sono relative a ricostruire la storia urbana della città in questo settore importantissimo della città antica.